Eccoci qua, seconda puntata, secondo appuntamento con il presidente del Consorzio Veneto Garanzie, Mario Citron. In precedenza abbiamo parlato dell'attualità, vale a dire della cosiddetta migrazione bancaria dalle popolari, da Veneto Banca e Popolari di Vicenza a Intesa. In questa seconda parte invece parliamo di quello che è successo a Torino qualche giorno fa, vale a dire la convention del sistema dei confidi di Fedart-Fidi. Sembrano delle sigle un po' complicate, vale a dire è l'associazione dei consorzi fidi, nel caso specifico ricordo il Consorzio Veneto Garanzie è espressione di Confartigianato del Veneto. I confidi sono queste realtà economiche create per affiancare le piccole e medie imprese nel momento in cui si presentano alla banca per evidentemente poter avere, nel caso specifico, un affidamento bancario, certo, o altri tipi di servizi. Sì. La vostra convention di Torino, insomma, come si usa dire, ha fatto un cahier de doléances. Sì. Sono tanti i motivi, insomma, per cui voi non siete proprio completamente soddisfatti del rapporto col sistema bancario. Sì, intanto, buongiorno a tutti intanto, Fedart-Fidi è la struttura, diciamo così, la società, la federazione nazionale che raggruppa tutti i confidi del mondo dell'artigianato. Vuol dire che c'è Confartigianato, c'è CNA e c'è anche Casa. Raggruppa i confidi. In questo caso i problemi sono comuni. I problemi sono comuni. Poi Fedart-Fidi è anche associato a Assoconfidi, nel quale l'organismo in pratica in cui ci sono tutti i confidi, sia di Confartigianato, dei commercianti, dell'industria, dell'agricoltura. E qua magari i problemi sono diversi, però? Non cambiano di molto, nel senso che il problema del rapporto col mondo bancario, diciamo così, le argomentazioni sono sempre le stesse, forse magari ci possono essere dei piccoli risvolti. Ma tornando al discorso di Fedart-Fidi è nato nel 94, perciò insomma ormai 23 anni insomma, come vita, e diciamo così c'è stata la convention annuale a Torino, che ha visto anche rinnovi, tra cui anche nel direttivo è stato eletto anche il nostro direttore Vito Sanfilippo. Ecco, perciò insomma io avevo fatto 2 mandati da vicepresidente, per il passato poi ho detto è ora di cambiare aria, e allora ho lasciato, diciamo così, c'è stata questa opportunità e ben venga. Fedart-Fidi si occupa dei rapporti naturalmente di quello che sono tutti i confidi italiani, appunto per quel che riguarda l'artigianato, il mondo dell'artigianato, e non solo, perché da anni anche i confidi ormai diciamo così per quasi 2/3 hanno aperto anche a società, diciamo così, di capitali e anche non artigiane. Ma questo ci sta perché insomma non ci sono più le barriere da nessuna parte, certo, e di conseguenza gli steccati sono stati abbattuti già da un pezzo. Poi soprattutto sulle piccole e medie imprese. Sulle piccole e medie imprese, sì, esatto. C'è una concorrenza. Allora, quello che è emerso, ma naturalmente insomma non è che la musica sia cambiata tanto dal 2008 in qua, in pratica le piccole imprese continua a essere, diciamo, al di là che sia da sempre la piccola e media impresa, la piccola e microimpresa abbia delle strutture che normalmente onora quel che sono i pagamenti e gli impegni presi, a differenza di molte altre, insomma, e anche purtroppo la più bastonata, perché normalmente è sempre quella che deve pagare anche lo scotto per gli altri. Adesso capisce perché le chiedevo se i problemi dei consorzi fidi vostri sono gli stessi di quelli della grande impresa? Perché una delle cose che voi dite è che il sistema bancario oggi preferisce dare i quattrini alle grandi imprese piuttosto che a voi. Alle grandi imprese, poi magari generando problemi non di poco conto di cui abbiamo visto anche per il passato. Ecco, sì. Tant'è vero che anche i numeri, insomma, lo sappiamo, perché dal 2008 in poi noi nella media, diciamo così, del meno 15% di credito erogato a quello che sono il mondo delle imprese italiane, l'artigianato di per sé ha avuto un meno 28%. Perciò dico, insomma, è una diminuzione sostanziale, unitamente al fatto anche che, diciamo così, le sofferenze varie, insomma, che il mondo dei confidi sta sopportando, e cerchiamo di uscire da questa crisi facendo tesoro di quello che è il patrimonio che tutti i confidi hanno, e cercando di, come ha detto lei, di supportare costantemente le imprese su quello che sono l'operatività normale, insomma, perché noi siamo là per accompagnarli in banca, offrendo anche la garanzia naturalmente per poter avere, magari non so,
100 o 150 o un po' di più di quello che l'azienda stessa o la banca magari avrebbe dato all'azienda. Cioè, lei è il presidente del Consorzio Veneto Garanzia, è uno strumento operativo, però insomma non si può esimere da essere anche un dirigente artigiano, voglio dire. Il fatto che le banche privilegino il credito alle grandi imprese con un meno 28% per le piccole e medie imprese, insomma, poi quando è il momento giusto vengono sempre ricordate come la spina dorsale, l'asse portante del paese. Non è una questione di peso politico. Cioè, non è che la grande industria nel nostro paese abbia brillato sempre per trasparenza, insomma i problemi ne hanno creati, ne creano, è nel gioco delle cose anche. Sì, ma però, perché questa scelta per la grande impresa a danno vostro? È perché insomma il peso della grande impresa, adesso entriamo in un aspetto politico che, facendo parte di Confartigianato ci sono i livelli superiori di Confartigianato a livello nazionale. La volevo tirare in lingua. Sì, certo, ma su Strabova lo sappiamo, la grande impresa e Confindustria detta legge un po' dappertutto, di conseguenza il peso che ha non solo nei rapporti istituzionali ma economici e quant'altro è chiaro. No, ma viene da dire, ma conviene alla banca finanziare la grande impresa? Cioè veramente è più redditizia? L'impressione è che, insomma, come lei diceva giustamente, la piccola e media impresa è abituata a onorare i propri debiti. Sì, oggi la banca sta dicendo in tutti i modi che diciamo così, gli affidamenti sotto un certo importo non sono più remunerativi, perciò la banca sta cercando diciamo così, o arti partner, collaborazioni e quant'altro, perché il costo pratica, diciamo così, sotto i 70, 80 mila euro, 100 mila euro, le banche dicono che è paradossale che non è più remunerativo. Però ragazzi miei, se non sosteniamo la piccola e piccolissima impresa, di cui insomma il 95% delle imprese italiane è fatta dalla piccola e piccolissima impresa, questo è il tessuto che sostiene l'Italia, e oggi non si può continuare a lavorare, a fare sistema se non si sostiene il mondo delle imprese, perché ragazzi i servizi e quant'altro che tutti dicono ma dobbiamo fare servizi, più servizi, ma se non c'è l'impresa a chi fa i servizi? Cioè dobbiamo sostenere la piccola impresa, cioè, che è quella... Il paradosso di cui citavo prima è che oggi per la banca il cliente migliore è quello che ha un debito verso di lei, non quello che è magari il conto inattivo. Sì, certo, sì. Poi, ma per fortuna c'è qualche banca insomma che sta rivedendo anche questi concetti, nel senso che non possiamo lasciare il mondo delle piccole e piccolissime imprese, diciamo così, allo sbando, perché cosa vuoi? Oggi qualcuno dice ma vai in internet, trovi affidamenti, sì, ma l'assistenza, diciamo così, o il bisogno del rapporto, diciamo così, per risolvere determinate problematiche non le trovi sicuramente in internet. C'è qualcuno in cui dice sì, ecco vado in internet, ma ricordiamoci che chi va in internet probabilmente trova risposta se hai i conti a posto, solo se hai i conti a posto, ma se emergono qualche problema è chiaro che là cominciano poi le criticità. E qua insomma ci ricolleghiamo a un aspetto che lei ha anche ricordato in altra puntata, cioè il fatto che oggi le banche considerino alla stessa stregua tutti gli intermediatori finanziari, che sia un consorzio fidi per la piccola e media impresa, o sia questo purtroppo un altro operatore. Come Federfidi lo stiamo chiedendo da anni anche a Banca d'Italia, perché noi in particolare siamo soggetti vigilati, perciò Banca d'Italia, a proposito, sarà a brevissimo probabilmente anche l'ispezione, stiamo attendendo la telefonata, vabbè, insomma, perché ormai è da anni che siamo, ma abbiamo da sempre... Speriamo che tutto vada bene. Speriamo che tutto vada bene, sì, certo, insomma, io sono abbastanza tranquillo, sì. No, ma dico, tornando al discorso, come Federfidi e non solo, stiamo premendo sul fatto che ci dovrebbe essere, diciamo così, come posso dire, una diversità di trattamento, perché noi siamo soggetti vigilati, organismo che eroga garanzie, ma non eroghiamo denaro, non abbiamo conti correnti, non diamo, e di conseguenza ci dovrebbe essere una proporzionalità di, diciamo così, di adeguamenti, perché anche noi i costi della vigilanza, Banca d'Italia, ma del compliance e tutto quello che è dei controlli, hanno un peso molto alto rispetto alla struttura e su quello che grava, insomma, sul nostro, e di conseguenza però veniamo trattati anche noi come una classica banca normale, insomma, ecco. Per concludere, insomma, spezzando un po' una lancia a favore comunque del sistema bancario italiano, molto deriva anche dall'Europa,
che verso di voi è veramente matrigna e poco madre. Sì. Verso di voi, voglio dire, verso il sistema delle piccole e medie imprese. Basilea 1, 2, 3 e quant'altro, è chiaro che insomma è la matrice di tutti quanti i problemi. Purtroppo, come l'abbiamo detto anche in altre occasioni, Basilea 1, 2, 3 ci poteva stare quando le cose andavano bene, nel senso che tutto andava a gonfie vele e di conseguenza diciamo così, l'implementazione di questo tipo di adeguamenti poteva, diciamo, essere supportato in maniera meno traumatica, mentre invece con l'avvento della crisi e in più anche questa rigidità ha creato, insomma, i problemi che sappiamo tutti e di conseguenza oggi ne stiamo pagando, insomma, lo scotto e speriamo di uscirne nell'arco di un po' di tempo. Grazie a Mario Citron, che è il presidente del Consorzio Veneto Garanzie. Insomma, potremmo concludere questa puntata dicendo che a Nord-Est perlomeno, insomma, la piccola e media impresa ha anche un cuore, e in qualche maniera ha un'anima. Insomma, chiedete anche di valutare quella, che non è solamente un'impresa meramente economica, ma è un'impresa del tessuto sociale. Bisogna. Forse all'estero è un po' diverso, insomma, ma qui da noi è così. Ma perché giustamente il risvolto sociale c'è, certo. E magari poi lo affrontiamo meglio, ma può essere notevole. Qua nel Veneto in questi giorni lo si sente pesantemente. Grazie, buon lavoro. Buona giornata a voi, a alla tutti. prossima.